In 6 hanno fatto scomparire Liliana causandone la morte, col marito erano litigi continui, parla la nostra emittente Claudio Sterpin. I messaggi di cordoglio da Gorizia a Cordovado per la morte del 23enne Giuseppe Ancora nell'incidente in moto ieri pomeriggio alla Casa Rossa. Tragedia evitata dalla polizia stradale di Trieste, un 31enne viaggiava in autostrada ubriaco contromano, intercettato alla galleria di Montedoro. Presentata la mozione di programma di governo in aula in Consiglio regionale, martedì il voto, opposizioni, documento inutile e scarno, Fedriga, avanti più forti. La telenovela infinita sulla cabinovia riprende in Consiglio ad agitare l'aula, la polemica di Ukmar del PD contro i compagni, il centrodestra gongola. Il sindaco di Muggia Polidori ha illustrato lo stato dei lavori che interessano la volta del Fugnan, che inizieranno tra luglio e agosto, intervento complesso ma necessario, ha detto il sindaco. La nave scuola Palinuro, ormeggiata a Trieste davanti a Piazza Unità, sarà il palco del grande concerto di Elisa e altri artisti di venerdì sera. Buonasera dal telegiornale di Tele4, in primo piano ancora gli ultimi sviluppi riguardo il caso Resinovic, nuova intervista della nostra emittente all'amico di Liliana Claudio Sterpin. L'86enne ripercorre le ore trascorse tra la sera del 13 dicembre 21 e la mattina del 14. Almeno 6 persone, ha detto, per uccidere Liliana. Questa è la sua ipotesi. Vediamo. Loro hanno fatto un baruffone per la sera, li hanno sentiti in strada. Lui è andato a portare quei famosi coltelli in Rossoni e lei lo aspettava, e questo è provato dalle carte stazionarie. Lei era ferma in macchina ad aspettarlo, lui ha trovato, c'era una specie di degustazione vini al primo piano rispetto a dove lui ha portato i coltelli, e ha portato i coltelli per non doverlo fare la mattina dopo, così lui ha dichiarato che è andato a portare i coltelli là. In realtà lo ha fatto la sera prima, allora era già tutto preparato, pronto il caso. Questo fatto è premeditato da chissà quando, da più persone, io direi una mezza dozzina addirittura in concorso, se non perfino di più. Un omicidio premeditato, quello di Liliana Resinovic. Di più, almeno 6 persone avrebbero concorso al delitto. Sarebbe andata così, secondo l'amico del cuore della donna, Claudio Sterpin. A 2 giorni dall'udienza di incidente probatorio, dove è stata assunta come prova la testimonianza dell'amico intimo di Liliana Resinovic in ordine ai fatti di omicidio e ai rapporti intrattenuti fra Sterpin, Liliana, e in ordine ai rapporti fra la 63enne e il marito Sebastiano e la loro cerchia di amici, come recita il documento del PM Ilaria Iozzi, l'86enne si sfoga in un'intervista al telefono con la nostra emittente. Claudio ripercorre le ore trascorse fra il 13 e il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana. Secondo l'86enne, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, avrebbe anticipato il momento della consegna dei coltelli alla pescheria del supermercato in Galleria Rossoni alla sera del 13 dicembre, anziché come previsto la mattina successiva. Era già tutto preparato, pronto, dice Sterpin al telefono, ma non è tutto. Lei ha pianto tutta la notte perché aveva mal di denti, e invece probabilmente ha pianto perché erano in una continua baruffa. Non è escluso che lei gli avesse accennato qualcosa. E che cosa? Che stava per lasciare il marito? Questo Claudio Sterpin ce lo aveva già raccontato, dicendo che forse la presunta conversazione in cui Liliana avrebbe comunicato a Visintin che il loro rapporto era al capolinea avrebbe determinato la condanna a morte della donna. Intanto nelle scorse ore è emersa la poesia che Liliana avrebbe inviato a Claudio, un testo che comincia così: quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami, chiudi gli occhi e cercami fra i tuoi ricordi. Suggestive come parole, dato che parliamo di scomparsa e morte di una donna. Ma a differenza di quello che si credeva all'inizio, gli opinionisti di tutta Italia si sono scatenati. La poesia non scritta da Liliana non è altro che la foto di un testo che fa parte di una raccolta social di varie poesie scritte da diversi autori, inviato a Claudio non una settimana o 10 giorni prima che la 63enne scomparisse, bensì a ottobre, 2 mesi prima. Questa è una lettera che lei mi ha mandato in tempi non sospetti, sicuramente in tempi non sospetti. Io considero poco meno a ottobre, quando tra di noi si parlava di tutto e di più, compreso il fatto, e soprattutto io lo mettevo spesso davanti, cioè era un passo non indifferente a quello che lei intendeva fare. Io ero vedovo, per cui non cambiava più di tanto la mia situazione. Lei era ancora accasata col marito, anche se non erano più marito e moglie da anni.
Cordovado e Gorizia ancora sotto shock per la morte di Giuseppe Ancora, 23 anni. Il giovane ha perso la vita in un incidente in moto. Vediamo il servizio di Federico De Ros. Che non ci credo ancora. Infatti adesso stavamo pranzando con la piccola e le ho detto a Marianna: è impossibile, cioè non ci credo. E lei mi dice: nonna, non ci credo. Due comunità colpite da un lutto improvviso. Gorizia e Cordovado si stringono nel dolore per la morte di Giuseppe Ancora, 23enne, originario di Ostuni, ma residente in Friuli dal 2023. Giuseppe viveva a Cordovado in un piccolo appartamento e ogni mattina si fermava al bar al Borgo per un caffè prima di andare al lavoro. Negli ultimi mesi aveva lavorato in un'officina del paese dopo un'esperienza in un'azienda di Sesto Arregana e una stagione in un noto locale di Bibione. Ieri si trovava a Gorizia per l'allestimento del palco di un concerto nei pressi della Casa Rossa. Durante la pausa pranzo ha notato una moto elettrica e si è messo a parlare con il proprietario, un residente della zona. Terminato il turno, attorno alle 16, gli ha chiesto di poter fare un breve giro di prova. Pochi istanti dopo la partenza, però, la tragedia. Giuseppe ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il palo di un cartellone pubblicitario. Sul posto sono arrivati i soccorsi, compreso l'elisoccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sono senza parole. Questo ragazzo è arrivato, sarà un anno, e l'ho visto arrivare con una valigia e stavo venendo su per le scale, lui è sceso uscito dall'ascensore e mi ha detto: piacere, sono Giuseppe e sono il nuovo inquilino. Ho detto: piacere, e lì abbiamo scambiato due parole, che è venuto qua e un ragazzo semplice, gentilissimo, sempre affettuoso, se avevo qualche bisogno di qualcosa. Ci vedevamo poco perché purtroppo gli impegni erano quelli. Poi ultimamente aveva le stampelle, mi ha detto che si era fatto male e poi ho preso il telefonino ieri sera sta notizia che mi ha sconvolto. In effetti ho messo un piccolo fiore per ricordarlo. Giuseppe aveva già vissuto un altro momento difficile. Durante la sua permanenza a Bibione, infatti, era stato investito mentre percorreva una ciclabile. Nonostante tutto, guardava avanti, sognava un futuro in Svezia, una nuova vita da costruire. Un sogno che si è spezzato all'improvviso, a meno di 100 metri dal punto in cui era partito. Una giovane vita interrotta troppo presto, e ora, tra Cordovado e Gorizia, resta solo il silenzio di chi si chiede come sia potuto accadere. Terribile non soltanto per l'età, 23 anni, ma anche perché stava lavorando per dare piacere, dare gioia a migliaia e migliaia di persone. E voglio trasmettere il cordoglio, la tristezza di questa tragedia da parte di ogni cittadino di Gorizia. Ubriaco in contromano in autostrada, la polizia stradale di Trieste evita la tragedia. Vediamo com'è andata nel servizio. Alla guida in autostrada, ubriaco e in contromano. Ecco le immagini shock del veicolo all'altezza della galleria di Montedoro. Poteva essere una tragedia, un pericolo per se stesso e per gli altri. Il grave fatto è avvenuto alle 4 del mattino di sabato 7 giugno. Alla guida dell'auto un ragazzo italiano di 31 anni. Per bloccarlo e scongiurare il pericolo è intervenuta la polizia stradale di Trieste. Tutto è partito da una segnalazione della sala operativa della Polizia Stradale di Udine che informava del veicolo in transito contromano in direzione Rabuiese. La Stradale di Trieste, intervenuta immediatamente, ha intercettato la macchina ferma sulla corsia in senso opposto alla giusta direzione di marcia. Il 31enne era semisvenuto, riverso sul volante. I poliziotti lo hanno identificato. Il giovane era in evidente stato di alterazione alcolica, come testimoniato dal test con l'etilometro. Una concentrazione altissima di alcol, 2,6 grammi per litro di sangue, una concentrazione talmente elevata che il ragazzo è sprofondato in uno stato di incoscienza. L'uomo è stato denunciato e il veicolo sequestrato. Ancora una notizia di cronaca: una donna sulla settantina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara in gravi condizioni dopo essere rimasta vittima di un arresto cardiaco. I fatti sono avvenuti in largo Bonifacio alla fine di viale 20 settembre verso le 17:30. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'automedica che l'hanno rianimata, intubata e stabilizzata. La donna è stata quindi trasportata a Catinara e le sue condizioni sono gravi. Ora ci spostiamo alla politica. Oggi è stata la giornata della presentazione in aula del Consiglio regionale della mozione sull'aggiornamento del programma di governo della Giunta Fedriga a seguito della crisi di giunta scoppiata a maggio. Sulla mozione il governatore ha posto la questione di governo che sarà votata con appello nominale il 1° luglio. Vediamo.
dove hanno chiesto un approfondimento al governo sul terzo mandato, perché anche in questo caso un bambino capirebbe che questa consigliatura scade nel 2028 e oggi emergenze su questo, anche se uno volesse farlo, non esistono. Siamo adulti, non esistono. Siamo bambini. Ma infatti per questo mi sorprende che interveniate in questo modo. Un lungo dibattito a tratti acceso per la presentazione in Consiglio regionale dell'attesa mozione 158 sull'aggiornamento del programma di governo della Giunta Fedriga, documento redatto e condiviso dalla coalizione di maggioranza a seguito della crisi scoppiata un mese fa dopo l'attacco del ministro Ciriani. Fedriga ha posto la questione di governo sulla mozione che sarà votata con appello nominale martedì 1 luglio. Abbiamo fatto una mozione dove vogliamo rafforzare l'attività di governo, compattare questa maggioranza in un interesse collettivo che ha portato, credo, in questi anni a buoni risultati per la Regione, che l'hanno fatta crescere, che hanno diminuito la disoccupazione, che hanno visto avere contributi importanti a favore delle nostre famiglie, a favore delle imprese, per la sostenibilità ambientale. Penso alla norma sul fotovoltaico, dove siamo riusciti, unica regione d'Italia, a differenziare le tasse sulla casa introducendo lo sconto per la prima e seconda casa con Iglia. Quindi penso abbiamo fatto un lavoro importante e vogliamo continuare a farlo. Un testo che non ha convinto le opposizioni, che hanno attaccato a più riprese, rimandando il vero nodo irrisolto alla questione del terzo mandato. Hanno voluto sollevare un problema che non è citato dalla mozione, che non è stato citato dai capigruppo di maggioranza degli interventi, che non è entrato. Mi scusi, infatti io capisco che viene giù. L'unica cosa a cui cercavate di aggrapparvi per fare polemica, però vi racconto la verità dei fatti, mi dispiace raccogliere così male, però dovete prenderne atto di una verità ineludibile per voi. E dal dibattito in aula è emersa la questione della riforma della legge elettorale. È una riforma che dobbiamo fare, ma semplicemente per rappresentare, noi dobbiamo trovare, non esistono sistemi perfetti, però dobbiamo trovare un sistema che rappresenti al meglio la volontà espressa nelle urne da parte degli elettori. E durante la seduta di questa mattina abbiamo raccolto le voci dei consiglieri regionali sia di maggioranza che di opposizione. Sentiamoli. Ma guardi, questa mozione potevano presentarla anche un minuto prima, perché è talmente priva di contenuti, è proprio la dimostrazione che la Giunta Fedriga e il Presidente Fedriga non hanno una capacità programmatoria. Sulla sanità, dove sono davanti a tutti i risultati di questa assenza di strategie con le liste d'attesa, cosa ci sono? 3 parole, 3 righe che dicono delle banalità. Hanno parlato di farsa, di cose ridicole, non hanno capito che questo era veramente un momento di democrazia, cioè c'è stata una verifica nella maggioranza che non ha mai toccato quest'Aula, perché la maggioranza consigliare è sempre andata avanti, ha sempre lavorato, e si conclude questa verifica in un impegno istituzionale. Al di là del contenuto della mozione, che oggettivamente è molto scarno, noi abbiamo contestato alla maggioranza e al Presidente Fedriga che questa è l'ultima puntata di una commedia che ormai si trascina da tempo, che è diventata una sceneggiata e una farsa, che riguarda di fatto solo ed esclusivamente all'interno della maggioranza una lotta di potere legato al terzo mandato. Noi del centrodestra abbiamo delle anime diverse, assolutamente, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Fedriga, Forza Italia, ma abbiamo le idee comuni e abbiamo un programma da portare a termine. Questo ci distingue dal centro-sinistra, che non solo litiga di solito con se stesso, ma non ha nemmeno un'idea di governo. Io l'ho intitolata Tanto rumore per nulla. Abbiamo visto una mozione che insomma è stata fatta così, un po' tagliata con l'accetta, una sorta di esamino di terza elementare. Però c'è una postilla principale, è quella sulla sanità, che dice che c'è l'eredità di questa sanità precedente, ma l'assessore sono 7 anni che sta governando. La coalizione è coesa e compatta e lo dimostreremo con il voto a questa mozione, che è una mozione di fiducia di governo, ma la fiducia il Presidente Fedriga l'ha ottenuta nel 2023, quando 2 cittadini su 3 della nostra regione hanno votato a favore della coalizione di centrodestra. E ora sentiamo l'europarlamentare Alessandro Ciriani sulla mozione e sul terzo mandato. Questa è una mozione che serve per ripartire con maggior slancio e maggiore compattezza, ma la sanità ha bisogno di un monitoraggio costante, in particolare su 2 fronti, quello isontino e quello pordenonese, ma senza trascurare gli altri. Perché? Perché il diritto alla salute e avere risposte di salute in linea con le esigenze dei cittadini è fondamentale. Quindi
Il documento dice che dobbiamo iniziare a concertare, a negoziare, a ascoltare di più coloro i quali operano nel campo sanitario per dare risposte puntuali e in linea con le loro esigenze. Quindi non si tratta di dire va tutto bene, ma al contrario di focalizzarci ancora di più su quali sono le criticità e trovare le debite soluzioni. Così, da quella Pordenone che aveva scatenato le tensioni in maggioranza e dal fratello ministro protagonista delle critiche all'indirizzo della giunta Fedriga, l'europarlamentare meloniano, a dire il vero, non lascia ma rilancia anche sul tema del terzo mandato con l'emendamento presentato tra gli altri dal segretario leghista Dreosto a poche ore dalla scadenza. Ciriani Sibillino lancia un nuovo messaggio sulla futura leadership in regione. Uso le parole di altri, ieri mi pare stato una corale no, cioè è arrivato un emendamento fuori il tempo massimo. Qualcuno ha definito ormai un emendamento morto, che non ha alcuna speranza. Io dubito che questo emendamento possa ricevere i consensi necessari per poter garantire il terzo mandato, dove del resto però è stata data ampia disponibilità di presentarlo in tempo. Presentarlo in extremis francamente è forse un gesto più politico che non quello di voler veramente portare al terzo mandato. Terzo mandato sì, terzo mandato no, adesso si aprirà la partita su chi può incarnare al meglio il centrodestra nelle singole regioni. Credo che questa sia la cosa più importante. Ripresa della seduta in Consiglio Comunale invece sul tema nuovamente della cabinovia. Oggi il copione è partito come era terminato la scorsa settimana, opposizioni polemiche, centrodestra silente, poi Ukmar sgancia la polemica contro il suo stesso schieramento. Vediamo. La telenovela consigliare sulla cabinovia torna con un nuovo episodio d'aula. Oggi la riunione del Consiglio Comunale si è di fatto ripresa con un copione consolidato. L'opposizione all'attacco e la maggioranza a schierarsi in difesa, che il catenaccio di Nereo Rocco, ripreso poi da Elenio Herrera, può solo spostarsi. Tanto che dopo iniziali frizioni il capogruppo dei Fratelli d'Italia Meddau prende il regolamento e indica il punto dove si specifica che gli interventi devono essere pertinenti. Effettivamente, leggendo il regolamento, l'articolo 46,5 prevede che le controdeduzioni devono essere affrontate sì, ma devono essere affrontate in modo molto severo ed aderente, quindi devono parlare di quello che è la controdeduzione. Invece qui un po' si parlano dei massimi sistemi, di sondaggi, di articoli, insomma, quindi non penso che sia adatto. Non si muove dalla linea intrapresa all'inizio il fronte sinistro dell'Aula. Paolo Altin della lista Russo commenta quasi seccato la ripresa di questo tipo di lavori. Semplicemente noi non dovremmo essere qui oggi a discutere di cabinovia, avremmo dovuto dapprima interpellare la cittadinanza e poi, se non altro, aspettare il pronunciamento del TAR sui 5 giudizi pendenti. Potevamo aspettare il giudizio del TAR, nel frattempo fare ciò che l'ordinaria amministrazione della città richiede, le tariffe Tari, i debiti fuori bilancio, le variazioni di bilancio e poi all'esito delle pronunce proseguire con i lavori della cabinovia. Il secchio di ghiaccio in una giornata calda lo rovescia il consigliere del PD Ukmar, che inizialmente ne ha per tutti, poi si svincola dalla marcatura della sua fronda politica con una dichiarazione che lo distingue dal coro dei compagni. E il centrosinistra risponde oggi sul giornale dicendo che l'unica alternativa sarebbe il tram sulle rive. Definisco questo modo di procedere del centrosinistra e del centrodestra un massimalismo vuoto e inconcludente che non porta da nessuna parte, vuoto e inconcludente. Anche perché, scusate, il tram sulle rive non si capisce per andare dove e per portare chi. Quindi non sto parlando soltanto, parlo all'Aula e parlo anche al centrosinistra, un massimalismo vuoto e inconcludente, quindi politicamente inutile. Sei all'opposizione e dice la maggioranza o fai come dico io oppure niente, e poi c'è qualcuno del centrosinistra che però ritiene che forse bisognerebbe aprire un altro tipo di ragionamento e viene smentito, e va bene. Siccome io le battaglie per una cosa inutile, cioè il tram sulle rive, non la faccio, fino al voto di questa delibera non interverrò più. Facciano loro che sanno. Affollata assemblea unitaria questa mattina dei lavoratori e delle lavoratrici della Tirso. I rappresentanti sindacali li hanno aggiornati sulla situazione dopo l'ultimo incontro con Regione e Confindustria. Vediamo com'è andata. Lavoratrici e lavoratori della Tirso si sono riuniti in assemblea per fare il punto della delicata situazione della fabbrica delle Noghere dopo il ritiro di Roncadin e l'ultimo tavolo in regione che ha riacceso una piccola luce di speranza con un possibile nuovo acquirente. I sindacati hanno spiegato ai 160 dipendenti che il 15 luglio partirà la procedura di licenziamenti collettivi, dato che il 30 settembre scadrà la cassa integrazione, ma che la procedura di composizione negoziata della crisi è stata prorogata di altri 6 mesi.
Rossi. È chiaro che l'impegno da parte dei sindacati sarà vigilare appunto su queste procedure e soprattutto chiedere con fermezza che ci sia una soluzione occupazionale per tutte le lavoratrici e i lavoratori, sia Confindustria che alla Regione. Si è palesato questo interesse, di cui però al momento appunto non abbiamo chiare situazioni, quindi se sarà definitivo, comunque se sarà una soluzione o meno, ma il nostro compito sarà proprio vigilare perché ci sia una soluzione che invece comprenda tutte le lavoratrici e i lavoratori in questo percorso. Cosa permette questi ulteriori 6 mesi? Di provare a vedere se questo poi imprenditore che si è palesato sembrevole del settore della metalmeccanica, se le intenzioni di questo imprenditore sono effettivamente concrete, reali, eccetera eccetera. Al momento noi sappiamo che c'è solo questo interessamento, non c'è null'altro. Il tempo scorre, sembra inevitabile a questo punto che con la metà di luglio parta la procedura per i licenziamenti collettivi, che prevede un impegno di circa 75 giorni tra informazioni, passaggio di pratiche e attese. È evidente che la speranza è che l'imprenditore di cui si narra faccia una proposta formale, trasmetta un interessamento formale anche al giudice in modo da fermare in tempo la procedura per i licenziamenti collettivi, cosa che è assolutamente possibile. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo spostandoci a Muggia, dove il sindaco Paolo Polidori ha illustrato lo stato dei lavori del Fugnan che inizieranno tra luglio e agosto. Intervento complesso ma necessario, ha detto il sindaco. Vediamo. Siamo ormai a ridosso dell'inizio dei lavori che potrebbero cominciare verso fine luglio e inizio agosto. Per quanto riguarda tutta questa parte che partirà da Largo Caduti per arrivare praticamente fino all'incrocio di Via Mazzini con Via San Giovanni. Un intervento estremamente importante in emergenza, e dico subito che per quanti si domanderanno ma come mai si comincia a mettere mano al cantiere nel periodo estivo quando c'è più traffico dovuto appunto all'estate, dovuto ai turisti e ai movimenti che ci sono, perché non si può perdere nemmeno un giorno. Così il sindaco di Muggia Paolo Polidori ha spiegato lo stato dei lavori che interessano la volta del Fugnan, un cantiere molto complesso ma necessario. Le risorse derivano in parte dalla regione, in parte dal comune di Muggia. La viabilità sarà modificata di volta in volta. Durante l'estate, nella prima fase delle opere, il traffico comunque resterà invariato. Non si è perso un secondo per tutte le fasi, dallo studio agli interventi che sono stati fatti per le ispezioni che sono state fatte per vedere lo stato dell'arte sotto, alla progettazione, al reperimento dei fondi, che sarà un'operazione da 2.850.000 euro più 450.000 euro, perché una volta che apriremo i torrenti, la volta dei torrenti, sarà anche il problema dello smaltimento di tutto quello che si è accumulato nel corso dei decenni. Il cantiere complessivo partirà da Largo Caduti, avrà 7 fasi e una durata totale di 410 giorni. Poi un intervento molto importante sul quale però riusciremo in 7 fasi diverse di cantiere a mantenere aperta la viabilità. Ci saranno sicuramente dei disagi, ma questa è ovviamente, come potrete capire, è un'operazione, è un cantiere che non può essere rimandato perché ne va della sicurezza dei cittadini. La Palinuro è attraccata davanti Piazza Unità e si prepara a diventare palco d'eccezione per il concerto di venerdì sera, in scena Elisa, Tananai e altri artisti per il concerto sul mare firmato Tramonti a Nord-Est. È ormeggiata di fronte a Piazza Unità la nave scuola Palinuro, lo storico veliero della Marina Militare Italiana, che in questi giorni regala a cittadini e turisti un colpo d'occhio suggestivo nel cuore del centro triestino. Con i suoi alberi maestosi e la possibilità di salire a bordo per visite guidate, la Palinuro rappresenta un affascinante esempio di tradizione navale ancora viva. La sua presenza in città anticipa una serata speciale, prevista per venerdì 27 giugno, quando la nave diventerà un vero e proprio palco galleggiante per la rassegna musicale Tramonti a Nord-Est, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Un evento gratuito e aperto a tutti, che vedrà salire sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. Elisa, che in qualche modo gioca in casa, Tananai, Jamie Tights e DJ Mace, per un concerto unico sia per l'atmosfera che per la scenografia naturale del Golfo di Trieste. Realizzato in collaborazione con la Marina Militare Italiana, l'appuntamento unirà spettacolo, cultura e valorizzazione del patrimonio marittimo, offrendo alla città un'esperienza capace di fondere musica, storia e identità locale.
E questa occasione però non sarà possibile visitare la Palinuro perché appunto sono in corso i preparativi già fin da adesso proprio per preparare il palco del grande concerto di venerdì. È stata votata all'unanimità in quinta circoscrizione una mozione della Civica Idea Giuliana di attenzione al mercato coperto di via Carducci. Vediamo. Trasformare gli eventi sporadici come il Farmer and Artist, che ha portato in 2 giorni 6.000 visitatori, in appuntamenti periodici più ravvicinati nel calendario con lo scopo di rivitalizzare il mercato coperto di via Carducci. È l'intento della mozione della Civica Idea Giuliana, primo firmatario Giorgio Cecco, approvata all'unanimità in quinta circoscrizione. In questo momento il mercato coperto è in gran parte inutilizzato, è una struttura storica della nostra città e dove però si svolgono diversi eventi anche molto interessanti nel corso dell'anno. Ecco, la mozione chiede che magari questi eventi vengano ripetuti più volte, magari mensilmente, bimensilmente, proprio su richiesta sia dei cittadini che sono in loco ma che raggiungono la struttura ogni giorno, ma anche dai stessi commercianti che adesso sono stanziali all'interno della struttura, perché porta tanta gente, porta evidentemente commercio e anche fa conoscere questa struttura comunque importante della nostra città. Il tema del rilancio del mercato coperto è trasversale. Alla mozione votata da tutte le forze presenti nel Parlamentino ha contribuito anche adesso Trieste con un emendamento che ribadisce la necessità di un progetto di riqualificazione strutturale e gestionale della struttura. Questo fine settimana, il 28 e 29 giugno, la Biblioteca Stelio Mattioni si trasforma nel regno della cultura pop. Torna Borgo Cosplay tra fumetti, giochi, costumi e spettacoli. Vediamo. Torna a Trieste Borgo Cosplay, l'evento che trasforma la biblioteca Stelio Mattioni in un universo parallelo popolato da supereroi, personaggi anime, giochi e cultura pop. Sabato 28, domenica 29 giugno, Borgo San Sergio diventa il cuore pulsante del mondo nerd, con 2 giornate a ingresso gratuito dedicate a fumetti, videogiochi, giochi da tavolo e spettacoli per tutte le età. Dalle sfide ispirate a Squid Game al combattimento con le spade laser, passando per laboratori di fumetto per bambini e ragazzi, cortometraggi animati, retro gaming e talk sul mondo videoludico. Il programma è ricco e variegato. L'edizione 0 di Borgo Cosplay è andata molto bene e quindi abbiamo deciso non solo di continuare nella sperimentazione ma di potenziare e consolidare questo evento che parte dall'intuizione di valorizzare una presenza importante sul territorio come la Biblioteca Stelio Mattioni con la sua preziosissima raccolta di fumetti, una delle più importanti fumettoteche insomma, di un'area molto più allargata rispetto a Trieste, quindi una cosa nostra e che ci piace valorizzare, quindi si parte appunto da questa collezione per arrivare a creare una manifestazione innovativa che possa creare aggregazione e stimolare le attività economiche e stimolare la creatività dei giovani e dei meno giovani e quindi creare un momento importante per Borgo San Sergio. Grande attenzione anche al mondo cosplay, con sfilate, quiz, show musicali e tributi a icone come Taylor Swift. Nel piazzale esterno spazio alla creatività artigianale con un mercatino e un'area food, mentre all'interno ci sarà da scoprire una mostra di tavole a fumetti e proiezioni curate da Short TS e Trieste Film Festival. Per alcune attività è richiesta la prenotazione sul sito lacappellaunderground.org, ma l'atmosfera sarà aperta a tutti, un'occasione perfetta per vivere, giocare e sognare insieme. È tutto per questa edizione, vi ricordo che domani mattina avremo ospiti in studio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle e Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.